Buongiorno. Buongiorno. Siamo a Cortina. Oggi giro di 5 rifugi Più uno. più uno. Vista la giornata, direi che si può fare. Comunque 9 gradi. freddo becco. E si parte, speriamo che ci si scaldi, anche perché la prima parte sarà tutta all'ombra. Yeah! A fra un po'. Ciao! Ah. Partiamo per questo tour ed eccoci sulla ciclabile Cortina do Biacco. Giornata top, ma temperature frescoline, croccante. Antonella dice croccante. Siamo in località Fiammes, appena fuori Cortina, comodi parcheggi. Oh, cioè, non so se rendo l'idea. Guarda che roba, guarda che roba. Sì, cari. Galleria, fortunatamente illuminata, bella lunga. Cascatiella, cascatina. Si scalda tanto? Sì, dai. Sì. Oh, parole. Che meraviglia. No, qua wow. Wow. Ah, che bello. Ancora più bello qua. Aspetta. Bene, iniziamo la salita al primo passo di giornata. Qua la storia, wow, spettacolare, acqua. Tanta acqua. Qua la salita si fa dura, però merita. Antonella mi faceva notare che stiamo salendo a un 15-16%. Grandioso, paesaggio grandioso. Adesso qua arriva il pezzo figo. Eccolo qua, inizia da qua, sono 500 metri terrificanti. Fantastico, torrentello di fianco, wow,
Sono quasi 1.800 di quota intanto. Come non detto, il pezzo più duro, che era praticamente impossibile da fare, quello muscolare, e hanno cementato, quindi cementone della giornata. Mamma, si impenna. Passato un cementone che ho visto al 22, ma era anche di più nella parte finale, perché Garmin è lento ad arrivare alla percentuale. I tratti duri non sono finiti, contesto stupendo, comunque meraviglioso, neanche a dirlo. Tada! Mamma mia! Mamma mia. Ma che roba! No, non ci sono parole. No. Al momento è fantastico. Speriamo tenga botta. Adesso andremo su da quella valle lì. Sì. Qua siamo a Forcella Le Rose. Adesso scendiamo verso quello che sarebbe stato il primo dei 5 rifugi. In realtà ci arriveremo da sopra invece che da sotto. Questa è un'aggiunta, perché non contenti dei 5 rifugi sono due possibilità, quella la direttissima che va giù proprio a capofitto, oppure questa è un po' più lunga ma un po' più carina secondo me da fare. Che figata! E giù lì si intravede la strada che faremo tra poco. Strada della Le Rose. Wow!
Ormai siamo a Margarastua da poco. Qua Margarastua, eccole qui sotto. Ecco qua. E adesso risaliamo questa bellissima valle. Wow, scesi a Forcella e adesso avanti popolo. Adesso è tutta salita per un bel po' fino al rifugio Biella, che sarebbe il sesto dei 5 rifugi. Che mucche. Beh, è chiaro che sta meglio di loro qua. Della serie i cementoni di giornata non sono finiti. No. Davanti a noi adesso c'è un pezzo alquanto critico. Ecco qua. Inizia il bello. 22. E da qui si vedono i prati di Forcella delle Rosa, dove eravamo prima. Infatti siamo ritornati a 2 miglia di quota, molto velocemente. Figata. Eccoci qui al bivio. Qua si va al rifugio Biella, oppure dritto si continua per la classica dei 5 rifugi. Noi gireremo di qua, vista la giornata che merita. Guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba. Qua merita una super foto. Là in fondo si vede la salita dopo il Fanes, quello che è dietro là, poi c'è il laghetto del Limo. Perché adesso noi siamo venuti su di qua, andiamo al Biella, torniamo, là c'è il rifugio, poi la strada scenderà giù a Fedara a Vedele, qua si vede benissimo la Forcella alle Rosa. Guarda Margarastua, Antonella, e là c'è la Forcella alle Rosa. Non avete idea che spettacolo dal vivo. Questa luce, aria tersa, non sia 19 gradi, ma secondo me sono meno. Wow. Ci vediamo su. Ed eccolo là il rifugio Biella, dall'altra parte il lago di Braies. Mamma mia, bravo Anto. Ma ci siamo al rifugio Biella. Secondo. Su 5. Ragazzi, tanta roba. Grazie. Birretta. Oggi è la giornata della birra anche. E si riparte.
Cioè lascio aperta la telecamera perché guarda che roba, guarda che roba. Wow. Ecco che arriva l'Allelina. Guarda che roba, ma guarda Antonella, la strada adesso qua, va che spettacolo. Oh, che meraviglia ragazzi. Cioè, mamma mia, mamma mia. Ma che ogni angolo che giri è una roba spaziale, spaziale, spaziale. Mamma mia che cosa stiamo vivendo oggi di giornata. Davanti a noi il prossimo rifugio, il terzo. Cioè, incredibile. Tornati al bivio di prima, piccolo strappetto e si arriva al terzo rifugio. Rifugio 6 Andiamo messe. al quarto. Questo è il terzo rifugio. Pista d'atterraggio sto qua. Stupendo sto posto. Bellissimo. Ora cambieremo versante e abbandoniamo questo spettacolo, ma ne troveremo un altro. Cavallata che adesso andremo a salire. Wow! Qua siamo al Fodara Vedra, stupendo sto posto, eccolo qua. Salve. Non si scherza. Fodara Vedla, Napoli pappa. Pappato. Quarto su 5. Buche all'ombra.
Adesso giù vedo verso il Pederu, rifugio Pederu. Ragazzi, non rende, ma pende parecchio. Poi il fondo un po' sdrucciolevole. Ecco le linee. Perché il cavallo si caga sotto qua. E lì è la vallata che risaliremo adesso. Wow! Lì c'è un bel salitone, adesso con sto caldo. Wow! Rifugio Pederu. Eccolo lì. Pederu. Terribile discesa qua. È pericolosa, bisogna stare. Ultimo rampone di giornata. Tutti giù da quella gola lì. Che roba. Adesso però su da quest'altra. Ecco qua. Pederu, vero spettacolo ai piedi di questa valle. E lì la strada infame fatta in discesa. Ma terribile. Anche questo adesso in su sia meglio, però sempre più in alto. Eh sì, che un attimo guadagni quote. Maestose, adesso ti provi proprio al cospetto di queste montagne stupende.
manca molto. Manca poco al Fanes. Inizia Fanes. Spiaggia. Spiaggia qua. Bisogna fare un giretto alla Varella, 500 metri. Abbiamo mai visto. Ah però! Che posto! Lì il Fanes. E Antonella. Aspetta. E anche Oscar. Adesso Siori, ecco lì il Fanes, l'ultimo dei rifugi, poi il lago del Limo che sta lassù e poi giù. Fanes 2060. Anto, il settimo. E con questo è il settimo rifugio che facciamo oggi. La Varella. Tanta roba. Wow. Lasciamo il Fanes, ultimo strappo di giornata per portarci al lago del Limo. Arrampica. Qua c'è tosto pezzo. Tosto pezzo, è quello. Ah beh, qua. Adesso verso il lago del Limo. Lago del Limo. Ciao. Salutiamo il lago del Limo.
bello, bello, bello. E qua ormai gli aggettivi si sprecano. Stai bene, Alfredo? Ah però. Wow, sarà, ma che bene, sarà, che meraviglia. Dei bellissimi posti, ma proprio belli, belli, belli. Wow! Ecco, cambia ancora la morfologia del territorio. Adesso siamo entrati nella pineta, siamo abbassati. La vallata che abbiamo salito prima. Qua lasciamo la bici, andiamo a fare una ferrata. Tanta acqua! Oh, tanta acqua! Lavati. Ah sì, sì. Ecco, e questo è Rio Fanes. Oh. No, praticamente stamattina siamo andati dietro quella montagna, saliti in cima e c'è il passo
poi saliti giù perché lì ci sarebbe il primo dei rifugi che gira. E su E giù, e su e giù. Porca! Oh Anto! Buco e ribuco. Una delle attrazioni di oggi, so giù. Il mite torrente dopo quella favolosa cascata. Molto bene. E adesso ciclabile, sì, ciclabile verso Fiammes dove abbiamo lasciato la macchina. Tanta acqua. Molto bene, adesso questo dritto verso Fiammes. Il giro ormai è finito. 2100 metri di dislivello, non male. Bosco. Luce fantastica. Ci siamo. Finito. 2100 metri di dislivello, 60 km, 7 rifugi, non 6. Fortuna che non abbiamo bevuto una birra a ogni rifugio perché sennò venivamo giù storti. Grande, bellissimo, Bellissimo top, giro. straconsigliato, da prendere con calma come abbiamo fatto noi oggi, godersela tutta. Ciao! Sì. Sì. Ciao.